queste due rivoluzioni, perché sono state fatte in occasione della prima mostra che si fece nazionale sul ritorno della memoria messina. Vedo poi il libro, le prime 100 pergamene che dopo la rivolta spagnola dei messinesi, praticamente queste 1421, perché una se la sono rubati al Castello Sant'Angelo, per questo l'erede non si riuscì a trovare, poi insomma si pensò che fosse la Guardia Giurata. L'erede della fondazione del Duca di Medina Celi, al quale ci eravamo rivolti per avere indietro queste pergamene, qualche presidente dell'Assemblea aveva chiesto, che era andato lì molto fiducioso per cercare tutto il materiale cartaceo che lì è conservato, 3 miliardi gli ha chiesto questo signore, delle vecchie lire, come se fossero insomma di sua proprietà. Però, ritornando al discorso, magari inizialmente uno può rimanere perplesso, poi ci facciamo l'abitudine, anche se la richiesta per avere dei quadri al museo l'abbiamo fatta. Il museo ha circa 2000 quadri conservati negli scantinati. Io avevo fatto una proposta di fare una sorta di adozione di questi quadri, facendo un appello alla cittadinanza, agli imprenditori, ai commercianti artigiani, ai piccoli cittadini che volessero restaurare, non dico tutte le 2000 opere, ma cominciamo con 5, 6, 7, 10 opere l'anno, vediamo di tirarli fuori e portarli in una parte visibile del museo, che mi auguro insomma nel giro di qualche mese possa finalmente aprirsi dopo 30 anni. Se pensiamo che la Real Cittadella senza gru e trattori si fece in 3 anni, dopo la rivolta antispagnola, ce la dice lunga come lavoravano una volta, non so come la palazzata in 2, come lavoravano i messinesi e forse probabilmente tutti i cittadini siciliani prima dell'avvento delle macchine, si lavorava forse di più, certamente di più nei secoli passati. Quindi c'è questa rivoluzione di Luca Giordano, ci sono molte metafore, credo che forse l'avete detto, queste rappresentazioni, però dopo il primo stupore, ripeto, quindi c'è in avvio questa procedura, vediamo che quadro ci manderà il museo, però secondo me noi dobbiamo avere sempre presente due aspetti, cioè ci rendiamo conto che non possiamo vivere più, come dire, da notte in vagabondo. Dall'altro lato quindi fare riscoprire la nostra storia, le nostre radici è importante, di pari passo è anche importante che le generazioni capiscono in che mondo viviamo, con l'aggancio sempre a ripetere le nostre radici, perché abbiamo un mondo che corre così velocemente, che ci sovrasta, penso a questo nuovo impero dei cinesi che già hanno acquistato il 30% di Augusta, il 30% di Gioia Tauro, che ci faranno il ponte, o vorranno fare, ma sicuramente nel 2021 faranno anche il ponte, dove io mi aspetto nel giro di qualche decennio una nuova dominazione della Sicilia e non solo. E questa insomma io non mi rassegno né ai genovesi, liguri, francesi, né mi rassegno ai cinesi, perché se il ponte di per sé costa 4 miliardi e con tutte le opere connesse, correlative e compensative andiamo a 8 miliardi e mezzo, 3,5 me le dà lo Stato, il 10% me le dà la Comunità Europea, facciamo l'azionariato popolare, stabiliamo un tetto, se no se ne comprano tutti i soliti noti, a 10 euro a quota io penso che forse solo i siciliani se lo fanno il ponte, se lo Stato volesse. Una società pubblica, una SPA, dove ogni azione, insomma ogni cittadino può comprare le sue azioni, io 10 azioni fino a 100 euro me le posso comprare, però solo che il ponte un pezzettino anche mio, altrimenti arriveranno cinesi, giapponesi o anche l'associazione muratori di Ferrara, perché è una delle... Non lo corriamo perché non è remunerativo, sono soldi per... No, il ponte non è remunerativo. Fino a prova contraria... Lo dimostrano gli studi sui flussi. Soldi per... I flussi. Se poi la macchina l'area dello stretto è l'area più trafficata d'Italia, come passeggeri e come guadagni. Siccome deve guadagnare...
siccome fa trafficata come passeggeri, quindi come passeggeri, quindi significa che se noi non vogliamo fare come dire, i service shopping dei signori privati che fanno il loro mestiere, potremmo insomma arricchirci con questa opera che certamente non è un'opera scenografica, ma l'opera stessa e il suo indotto porterebbero un sacco di lavoro e guadagno non solo per i messinesi, perché quello è il ponte di cui dicevi tu, Restino. Se la Sicilia si vuole essere ponte di cultura per il Mediterraneo, solo ponte dello Stretto, ma ponte del Mediterraneo, perché di converso cosa sta facendo la Comunità Europea? Visto che il governo nazionale nicchia su questa cosa, sta facendo un altro progetto, si chiama Formed, cioè ha scavalcato l'Italia meridionale e fa Danimarca, Spagna e paesi dell'area del Maghreb. Quindi sta scavalcando anche lo stretto di Gibilterra. Dice a voi non vi interessa, mi faccio questo progetto, dove i danesi stanno facendo un ponte finanziato dalla Comunità Europea per servire un'isola di 70.000 abitanti. Dico, qua siamo 5 anni e mezzo, ponte, non siamo sempre i soliti, come dire, prese di posizione che alla fine non danno quello che devono dare. Bene. Quindi posso assicurare che la procedura insomma, è avviata. Sì, anche se voglio dire, ripeto, non lo vedo come fatto principale. Non è fatto principale, però. Perché è giusto che si faccia, perché insomma ancora oggi ci tratta male voglio dire, questo erede della famiglia dei Medinaceli, perché sono conservati. Sono per ora conservati le pergamene, sono a Toledo, mentre il quadro è al Museo del Prado a Madrid. Questa è una riproduzione, sono consultabili. Fine anno, anche grazie a chi mi parla, che è scritto al Ministro, ci ha mandato il CD con tutte le pergamene, dovrebbe essere pronta la traduzione integrale di tutti i testi. Quindi dovremmo avere che sono 1200 sono latine, 200 sono greche, c'è qualcuno in aramaico, e un'altra in olandese credo. Quindi il dottore Aldo Sparti, che sta seguendo questa cosa da oltre 20 anni, ci ha garantito che fine anno, quindi fine 2012, dovrebbe esserci pronta la pubblicazione curata quindi dal Ministero, dove avremo sia il testo originale che la traduzione in lingua italiana. Quindi l'impegno è una risposta che do invece a una cosa che possiamo fare subito, siamo già come dire, quasi all'avvio di questo albo d'onore degli uomini illustri. Vediamo invece di farlo a Toga, visto che non abbiamo le risorse, intanto lo inseriamo, questo signor Cigara lo inseriamo nell'albo d'onore degli uomini illustri, assieme a tanti personaggi che i più non conoscono.